Sono i giorni della ricorrenza della prima devastante scossa di terremoto che alle 21 precise del 6 maggio 1976 devastò oltre 100 comuni a cavallo delle province di Udine e Pordenone, mietendo quasi 1000 morti sul campo. L'Orcolat, per quasi un minuto, sconcassò la terra con il sommovimento tellurico percepito in quasi tutta Italia e in altri paesi del nord Europa. Da subito partì la macchina dei soccorsi e della solidarietà. Tra le vittime anche 33 alpini in servizio presso la caserma Goi Pantanali di Gemona del Friuli. Ogni anno si commemora la loro memoria in una toccante cerimonia partecipata che si celebra all'interno della ricostruita struttura militare. Imperativo morale per non dimenticare che, come riporta la colonna Mozza in cima all'Ortigara, noi lo viviamo nel quotidiano anche nel ricordo dei caduti del sisma del 1976, a cui siamo legati dal punto di vista affettivo, ma soprattutto dal punto di vista morale. Da quella tragedia è nato un forte legame tra alpini e Friuli, tramandato fino ai giorni nostri. Sì, in molte circostanze questo legame era già emerso, ma in quei drammatici fatti è emerso veramente lo spirito degli alpini e il legame con la terra che li ospitava. E questo è stato veramente l'elemento trainante della ricostruzione. E ieri come oggi si continua, soprattutto tenendo vivo anche il ricordo, perché quanto è stato fatto non può essere dimenticato.